Salve cari amici, bentornati e benvenuti di nuovo nel nostro spazio dedicato all'incontro con il nostro primo ospite. Abbiamo qua con noi Antonio Deias, presidente Associazione Culturale Sarda Quattro Mori Livorno. Benvenuto. Grazie a voi, grazie dell'invito, grazie a tutti e grazie a chi poi ci vedrà e ci ascolterà. Speriamo, Speriamo in molti, in speriamo in molti. molti che siano qua con noi a seguire Sì. il nostro incontro. Sì. Allora, parliamo subito, partiamo dall'Associazione Culturale Sarda Quattro Mori Livorno, ricordiamolo. Quando nasce l'associazione? L'Associazione Culturale Sarda Quattro Mori a Livorno nasce nel 1994. Fu una nascita gioiosa e piena di entusiasmo, come del resto sta rimanendo tuttora, con tutti i nostri soci. E in realtà furono, diciamo, 32 soci in particolare che diedero vita a questa associazione, che per motivi anche, diciamo, di appartenenza, vorrei dire una cosa inizialmente: generalmente i sardi, il popolo sardo come si usa dire, viene un attimino denominato come, detto proprio in lingua sarda, centu goncas, centu barritas, che tradotto in italiano vorrebbe dire 100 teste, 100 capelli, quindi 100 idee, no? E in più i famosi aragonesi, che per un po' di tempo ci avevano reso un po' la vita un po' dura nella nostra isola, ci dicevano in poche parole che eravamo pocos, locos e malunidos. In poche parole volevano dire che eravamo pochi, lochi e disuniti. In realtà invece si è scoperto che il sardo fuori dalla sua isola, per le esigenze che magari successivamente potremmo parlarne, in realtà all'esterno di quest'isola, fuori dalla propria terra, invece hanno sempre avuto un pregio, è quello dell'unione, di essere coesi e di vivere insieme le loro culture, le loro tradizioni e cercarle di portarle anche nei posti, diciamo, non dell'isola, fuori, dove per esigenze varie si sono trovati. Anche a Livorno è successa un po' la stessa cosa. Livorno ci siamo trovati, perché anch'io allora avevo un po' più di capelli in testa. Ci siamo trovati e abbiamo piano piano, grazie anche a questi 32 soci che erano abbastanza impegnati su questo, abbiamo fatto questa associazione, un'associazione che in realtà poi è stata riconosciuta subito dalla Regione Sardegna, è stata riconosciuta poi dalla FASI, che è della nostra Federazione Italiana delle Associazioni Sarde, il Comune, la Provincia, quindi abbiamo avuto tutti quei requisiti in cui abbiamo potuto dichiararci associazione. Certo, quindi questa spinta del desiderio di ritrovarsi condividendo i valori della propria terra è il motore primario È stato il motore. della vostra nascita. Bisogna anche un attimino tornare indietro nel passato. Queste associazioni, questi circoli inizialmente nascevano anche perché era un punto di aggregazione per i sardi che si muovevano dall'isola per problemi di lavoro. La nostra terra è stata sempre un po' isolata da alcuni punti di vista, quindi la mentalità, la cultura era molto forte nell'animo dei sardi, e quindi quando si spostavano e andavano fuori, cioè uscivano, quindi oltrepassavano il mare, diventava un problema anche integrarsi nel territorio ospitante. Pertanto questi circoli cosa hanno fatto di buono? Hanno fatto un qualche cosa di sociale, hanno accolto le persone, i sardi che venivano fuori, li facevano integrare nel territorio dove già esistevano delle persone sarde. I collegamenti allora non erano
come oggi, pertanto anche quando si spostava un componente dell'associazione in Sardegna poteva dare una mano a queste persone perché magari passava dalla loro famiglia, se c'era da portare un saluto portava un saluto, se c'era da portare qualche cosa di buono e di cose dalle famiglie, quindi era diventata quasi una famiglia, insomma. Una famiglia ovviamente in altro E in territorio, altro come territorio. appoggio, come Eh, luogo anche di sì, condivisione, di no? condivisione nel territorio dove noi attualmente, parlo della nostra associazione, noi sinceramente nel territorio siamo integrati, abbiamo tutti i nostri, tanti di noi hanno la famiglia è livornese, nel senso che le mogli sono livornesi e le figlie sono livornesi, ecco io sono un esempio di questo, no? Anche se poi in casa mia, come in casa di tanti altri nostri soci, regna questa armonia fra la realtà livornese e la realtà sarda, quindi sono due culture che si incontrano, le tradizioni vengono rispettate entrambi e quindi diciamo che è una ricchezza Certo, per tutti. Questo della nostra associazione è un esempio qui a Livorno, come è un esempio in tante altre parti d'Italia, ma io mi volevo rifare un attimino un po' a quello che è, diciamo, lo storico di queste associazioni, no? certo, perché Mm, c'è una C'è storia una alla storia base dietro prima molto della... importante che non va assolutissimamente né dimenticata né tantomeno trascurata, e perché ricordata, e soprattutto è anche ricordata in questa occasione. anche in questa occasione. E mi riferisco, diciamo, alle oltre 135-36 realtà nel mondo delle associazioni sarde. I circoli sardi, grazie anche alla regione Sardegna, che ha in un certo senso sostenuto e in tanti casi ha anche diciamo, aiutato queste realizzazioni, ecco, noi ci troviamo per esempio a tutt'oggi nel mondo una realtà così numerosa di circoli dove chiaramente regna diciamo, la stessa armonia, la stessa finalità che regna nella nostra associazione, che non è altro che la promozione della nostra cultura, il rispetto, la solidarietà, quindi noi siamo una di quelle associazioni che, come tante del resto, che sono solidali, quindi noi siamo aperti a tutte le etnie, non siamo apartitici, quindi noi essendo un popolo in cui diciamo, ha patito un po' il fenomeno dell'emigrazione, è chiaro che non possiamo non capire in alcuni momenti chi si muove per problemi di lavoro della sua terra. Noi ci siamo mossi, la nostra immigrazione forte è stata dagli anni 50 fino agli anni 70, quindi 50, 60 e 70 per noi è stata la maggiore immigrazione nel mondo, quindi in quei paesi in cui c'era la possibilità di trovare lavoro, quindi posso riferire l'Argentina, il Brasile, l'Australia, il Belgio, la Svizzera, la Francia, la Germania. Ecco, noi abbiamo una rete dei nostri circoli collegata a tutte queste realtà, quindi sardi sparsi nel mondo, Molti circoli molti nel circoli mondo, nel mondo. anche ammirati a livello in molti paesi, in molti luoghi, Mm. il vostro spirito, la vostra Sì, sì, associazione, sì, questa sì, sì, sì. interazione che lega i circoli Sì, tra sì, sì, in sì. varie parti del mondo. Noi, per esempio mi ricordo ora ultimamente, tanto per citare una cosa che è di estrema serietà e importante, per esempio le citazioni ultime del nostro Papa di ora, Papa Francesco. Papa Francesco è un Papa che ci ha fatto ricordare l'importanza che la comunità sarda a Buenos Aires è una comunità fortissima, cioè non tutti sanno che Buenos Aires vuol dire Madonna di Bonaria. Madonna di Bonaria è la patrona della Sardegna.
la comunità sarda in Argentina, quando per motivi di emigrazione si è trovata in Argentina, ha fatto parte alla nascita di Buenos Aires. C'è stato un compromesso, perché il nome di Buenos Aires volevano metterlo, diciamo, sia gli argentini che questa comunità che rappresentava, era un popolo di pescatori, i sardi che erano lì. Alla fine hanno trovato questo punto d'accordo e Buenos Aires si chiama Buenos Aires perché vuol dire la Madonna di Bonaria. Infatti uno dei primi pensieri di Papa Francesco quando è venuto in Italia, ha accolto la comunità sarda dei circoli che hanno fatto così, ha fatto menzione di questa cosa e non ci ha fatto altro che tanto piacere. Insomma. E così diciamo, questi circoli sia in Australia che nelle altre parti del mondo danno importanza, aiutano, specialmente ancora in tante parti del mondo, continua ad erogare quella finalità iniziale che i circoli ci avevano, e quindi quella di accogliere e fare una promozione di tipo sociale per chi arriva. Certo, perché emerge appunto i sardi fuori dall'isola sono riusciti a creare una coesione sociale, Sì, viene ricordato e sottolineato, piatto, sì, sì. e soprattutto hanno favorito anche l'inserimento e l'integrazione dei lavoratori emigrati, Sì. che questo è un aspetto molto Molto importante. importante, E c'è molto anche importante. un'attenzione alle politiche ambientali, alle politiche sociali Sì, che sì, sì. emerge nella vostra associazione, Sì. ricordiamolo questo. Noi, diciamo, nelle nostre finalità ci sono questi aspetti che sono importantissimi. La Sardegna, per esempio, sotto l'aspetto ambientale, potrebbe essere, lo è in realtà, un'isola, una terra in cui il turismo, la parte così, chiamiamola, prettamente ambientale, rispetto alla natura, potrebbe essere ed è un'arma vincente per l'economia della Sardegna, perché poi l'aspetto, diciamo, anche quello della cultura e valori sull'amicizia, sul rispetto, sull'accoglienza, sulla solidarietà. L'aspetto che noi abbiamo continuato sempre a portare avanti è la promozione dei prodotti che nascono da un ambiente che per noi è incontaminato, quindi prodotti buoni. Cerchiamo di fare tutta questa, quindi ci siamo dedicati e ci dedichiamo anche all'aspetto sanitario, non va dimenticato Certo, infatti che la noi questione come sanitaria è un altro popolo, punto noi da... come popolo, come le zone, diciamo, della Sicilia, le zone dell'Adriatico e altre due realtà che sono quelle di Modena e Ferrara e provincia, sono colpite da una forma ereditaria chiamata talassemia, che quindi cosa succede? Succede che in Sardegna, essendo un popolo fino a poco tempo fa anche chiuso il suo isolamento, faceva sì che tanti portatori sani di questa malattia, facendo sì di mettere su una famiglia, quindi cercare di avere dei figlioli, fino a poco tempo fa succedeva che questo incontro fra i due portatori portava ad una forma di malattia chiamata anemia mediterranea, e quindi una forma molto grave dove questi bambini avevano necessità di trasfusioni frequentemente. Quindi questo aspetto sanitario legato alla talassemia ci ha visti impegnati per un po' di tempo, e quindi, diciamo, nella nostra storia c'è anche un gemellaggio con l'Avis di Olbia, per vedere un attimino come poter fare questo, alcune iniziative fatte proprio a beneficio di questi nostri conterranei un po' più sfortunati di noi. E quindi, capito, poi essendo come densità di abitanti anche pochi, perché siamo 1.600.000 abitanti, cosa succede? Che il problema dei donatori di sangue
è ancora più grave perché tanti degli abitanti, dei residenti in Sardegna sono portatori sani, pertanto donare il sangue in tante occasioni non è possibile, quindi avere un'autosufficienza per queste donazioni vuol dire impegnarsi a fondo anche fuori dalla Sardegna. Noi abbiamo cercato di fare, diciamo, quello che si poteva fare tra di noi, quindi abbiamo fatto anche questo gemellaggio. No, che nasce nel 2001, del 2002, sì, sì, nascita sì. È del uno gemellaggio. dei primi segnali in cui siamo partiti insieme con quella che per noi è una cosa importante, cercare di far diventare la distanza marittima fra Sardegna e penisola una distanza che non forse fosse un ingombro, cioè che fosse più un incontro che una difficoltà. E quindi abbiamo lavorato anche con il comune di Livorno affinché il comune di Olbia e il comune di Porto Torres facessero un gemellaggio con Livorno per Certo. vedere di cercare di... Non meno importante appunto è il gemellaggio che eh, nasce tra la città di Olbia e la città di Livorno Livorno. nel settembre del 2000. Sì, e poi c'è stata ugualmente quella di Porto Torres, che comunque è un'altra parte della Sardegna, purtroppo ancora oggi con Livorno non ancora ben collegata. Olbia, insomma, è una stazione marittima che con Livorno è abbastanza collegata. Certo, per rafforzare relazioni commerciali e Sociali, turistiche, ricordiamo. artigianali, eccetera. Pensiamo che anche oggi, per esempio, il problema della continuità territoriale, che noi chiamiamo così, che ci ha visto anche protagonisti di alcune manifestazioni anche a Roma, in sede anche al Parlamento, perché questa continuità territoriale, a nostro avviso, è abbastanza, cioè ci crea dei problemi perché l'artigiano sardo, l'artigiano toscano, faccio degli esempi, hanno notevoli difficoltà per investire da una parte e dall'altra, perché un viaggio a momenti corrisponde ad un guadagno quasi mensile dell'artigiano, quindi è diciamo, un blocco e ne va di mezzo in particolare l'economia dell'isola, ma anche dell'altra parte della penisola, nel senso che questo scambio che dovrebbe esserci dal punto di vista commerciale ha delle grosse difficoltà legate al prezzo, al costo del biglietto in particolare. Questo vale anche per tutti i passeggeri. Certo. Pensiamo ad una persona che ha tutta la famiglia in Sardegna e che magari per una cosa importante si deve muovere, in poche parole questo viaggio viene paragonato ad un viaggio turistico. Quindi questa continuità territoriale a livello proprio di territorio nazionale, a nostro avviso andrebbe rivista, ma non per dare ai sardi la possibilità di avere uno sconto, perché non è quello che noi vogliamo, perché sarebbe limitativo, questo, non produrrebbe nulla. Cioè il passaggio fra l'isola e la penisola andrebbe codificata una tariffa, visto che la Comunità Europea ha già dato le sue direttive, in modo e maniera che tutti abbiano una possibilità di muoversi nel territorio nazionale, quindi delle tariffe che non sono esagerate. D'altronde Certo, per creare una vicinanza una metaforica, vicinanza, un una vicinanza. Noi per esempio facciamo sempre questo esempio che è semplicistico ma che forse la dice tutta, ed è questa. Io mi sposto da Livorno a Milano in inverno e pago un tot, mi sposto in estate e pago lo stesso cosa. Io se invece devo tornare a casa mia perché cioè vado in inverno pago un tanto, vado in estate e pago come un'altra pagano cifra. i grandi turisti che vengono con Certo. tutte altre possibilità. Perché la Sardegna è una grande meta turistica come E prima questo sottolineavamo. per noi è stato un problema e continua ad essere un problema. Il
problema, perché ci siamo a volte purtroppo, perché è capitato, a me è andata sempre bene, ma quando abbiamo avuto bisogno veramente di correre a casa per un problema magari dei nostri genitori anziani che stavano male una storia e l'altra, a tanti è capitato a volte di non trovare nemmeno il biglietto, quindi di arrivare magari tardi ad una situazione che magari era giusto e rispettosa che fossero arrivati in tempo. Certo, c'è anche una mia curiosità, ovviamente questa forte coesione sociale, culturale, adesso poi Sì, sottolineiamo anche gli aspetti relativi all'ambito culturale della vostra associazione, l'amore, no, per la vostra terra e anche un'interazione nel territorio, ovviamente parliamo della città di Livorno, ma c'è anche una nostalgia presente che sì, sì, accomuna, no, la vostra sì, associazione e sì, sì. anche tutti i circoli sparsi nel mondo. Sì, sì, la nostalgia è fortissima, cioè noi la chiamiamo un po' il mal di Sardegna. eh. Per noi dal momento in cui si riprende la nave o l'aereo, io in genere prendo la nave per motivi di comodità, cioè già quando si sale sulla nave è già lì nostalgia. eh. Questa nostalgia è una cosa, forse io personalmente, devo dire la verità, sono tanti anni che sono qui a Livorno, quindi sono 42 anni che sono a Livorno, però devo essere sincero, tutte le volte che parto, che ritorno, io soffro di nostalgia, mi aiutano un po' in casa, insomma ormai. Però è anche vero che poi vedo che anche le famiglie, le figlie, i figlioli, di cosa, una volta poi viene anche a loro un po' il mal di Sardegna. E quindi deve essere un po' anche la terra, i colori, i profumi, Certo, l'origine. l'origine. È una cosa, forse è il fondamento per quella coesione che tanti sardi, sia in Italia che nelle federazioni estere, fa da collante iniziale per riunirsi, incontrarsi, e da lì poi nasce l'amicizia, nasce. Perché poi i sardi, diciamoci la verità, in logo in Sardegna sono anche litigiosi un po', non è che siano tanto, però invece ci si trova fuori. Ecco, per esempio la nostra associazione è un'associazione che rappresenta tutta la Sardegna, si parte da Cagliari, da Oristano, a Nuoro, a Sassari, a Olbia, eccetera, cioè, siamo da tutte le parti. E la parola d'ordine quando si arriva in associazione, la prima domanda è: di dove sei? Però non cambia Quale? niente. E allora si incomincia insieme, si fa questo cammino insieme, ecco, capito? Quindi valorizzazione, ma valorizzazione ovviamente delle vostre origini, ma anche una valorizzazione di un patrimonio, di una cultura, Sì, sì. e, dei costumi, sapori, e questo emerge anche nelle vostre attività, che Sì, possiamo anche certo, certo. ricordare Sì, le insieme. nostre attività, allora, intanto la nostra associazione subito, appena nata, dopo poco, insomma, c'è stata la volontà di creare questa corale polifonica dove si ritrovano tanti sardi, ma possiamo anche affermare con soddisfazione che anche tanti livornesi fanno parte della nostra corale e cantano in sardo. Quindi, Ah, che bello! essendo anche una delle nostre finalità cercare di diffondere la lingua sarda, no? Che è una lingua che noi un po' ci indigniamo quando ci viene chiamato come dialetto, no? La nostra è una lingua, ci teniamo, come tante altre lingue minoritarie che ci sono nel territorio, Certo, è patrimonio culturale, patrimonio questo è. culturale, fa parte anche delle finalità dove la regione Sardegna in realtà ci tiene a questa cosa. In Sardegna d'altronde è facoltativo l'insegnamento della lingua sarda anche nelle scuole.
quindi è una cosa importante perché perdere la lingua significa perdere un patrimonio enorme, si perde l'identità. Quindi noi ci teniamo, quindi questa corale è una corale bellissima, composta di 40 coristi. Anche per mantenere un legame con le nuove generazioni, Sì, per creare un sì, continuum, no? sì. Col... Certo, certo. La nostra corale ha di buono che viene chiamata frequentemente, cioè non soltanto diciamo, a rappresentazioni di tipo religioso, poi magari poi ci si arriva, però basta pensare che il 23 maggio scorso siamo stati invitati dal Vaticano e la nostra associazione nel Sagrato, accanto alla presenza del pontefice, la nostra associazione ha cantato l'inno alla Madonna di Bonaria, quindi Buenos Aires, ha cantato questa bella canzone, questo bel brano in italiano e in spagnolo perché Papa Certo. Francesco gradisce la lingua spagnola essendo argentino e poi insomma tutti gli anni in realtà abbiamo degli impegni ormai di consuetudine, celebriamo al Santuario di Montenero una festa particolare della patrona della Sardegna che è appunto la Madonna di Bonaria e poi veramente ci chiamano la corale che poi è una corale che è volontaria, nel senso che non c'è nessuno scopo di lucro, nel Certo. senso che ci andiamo perché piace anche a noi divulgare un po'. Le canzoni sarde cantate in un certo modo a volte hanno anche un certo fascino. E ricordiamo anche che ci sarà un evento questo mese di luglio per ricordarlo anche ai nostri Sì, ascoltatori, parlando sì, sempre di sì. attività. Sì, sì, sì. Quest'anno ormai siamo diversi anni essendo un'associazione che particolarmente vive delle iniziative, ecco, noi non possiamo avere altre cose che non diciamo, proventi da forme dell'associazione, quindi le nostre iniziative riescono a portare qualche provente che ci dà la possibilità di portare avanti la vita associativa. Certo. E quindi ogni anno, e in genere in questo periodo, Nel mese noi di quest'anno a luglio approfitto anche per ringraziare i nostri amici dell'Avis di Stagno, che è un'altra associazione come la nostra che ci aiuta, ci aiutiamo a vicenda, quindi noi dopo la manifestazione dell'Avis generalmente entriamo noi, nel solito ci facciamo un po' di pubblicità insieme. Dove possiamo trovarvi in questo? Perché purtroppo i nostri minuti sono Sì, sì, terminati. ricordiamo che dal 15 al 19 a Stagno Vecchio, vicino alla chiesa di San Leonardo, tutte le sere dalle ore 19 fino alle 24, ingresso libero, ristorazione sarda, particolare, quindi le ricette proprio nostre regionali, spettacoli tutta la sera e il sabato sera abbiamo un bellissimo gruppo folcloristico con dei costumi esagerati che rappresentano al massimo la Sardegna e che per noi sarà la serata, diciamo, più conclusiva conclusiva e simbolica legata all'evento. e simbolica. Bene, quindi tradizione, cultura e coesione sociale, forti grandi valori legati all'associazione culturale Quattro Mori Livorno. La ringrazio per essere stata qua con noi. Io a Presidente. nome dell'associazione ringrazio voi, siete sempre disponibili, ci avete sempre dato le occasioni giuste al momento giusto. Grazie.